Vabbè, oggi abbiamo avuto 3 ore, abbiamo fatto 2 ore in cui abbiamo fatto colore, applicazione colore, da base, lunghezza e punte. E adesso stiamo facendo la piega mossa in sofficità a Fonna e basta, se no di solito in un'ora o facciamo teoria, quando abbiamo solo un'ora, se ne abbiamo 2 facciamo piega o dipende dal prof che abbiamo. Ti piace seguire le nuove tendenze sui giornali? Sì, dai, sì. Maria, secondo anno, il suo sogno, entrare in un salone e poi volare a Las Vegas per tentare la carriera di attrice. Una passione per i capelli nata al Grest e poi la decisione di entrare in una scuola per diventare operatrice del benessere con indirizzo acconciatura. Piega, colore, l'immagine e la voglia di sperimentare. Anche così, con l'aiuto della scuola giusta, nasce un giovane acconciatore. Mi è sempre piaciuto e mi rilassa e mi piace vedere il cambiamento nelle persone da quando entra a quando esce dal salone. Dove ti vedi in un futuro? Mi piacerebbe in un salone. Come per Maria, anche per gli altri alunni che hanno scelto di iscriversi al corso di operatore del benessere dell'ente di formazione Irigem di Rosà, il secondo anno è la metà del percorso. Una scuola altamente professionalizzante, riconosciuta, in cui è possibile entrare in un percorso di alternanza scuola-lavoro che culmina con l'esperienza dello stage, ovvero con il lavoro in salone. 3 anni di scuola e un diploma finale con cui poter già accedere al mondo del lavoro grazie all'esperienza acquisita proprio sui banchi e nei laboratori. La didattica è innovativa perché è pensata per formare giovani in grado di muoversi autonomamente in qualsiasi tipo di ambiente e relazionarsi con i clienti, insomma in grado già di saper fare un mestiere. Chi sceglie e porta a termine il percorso di studi che si sviluppa nei 2 indirizzi di estetica e acconciatura può trovare lavoro nei saloni, nei set cinematografici e fotografici, nelle spa, nei centri wellness, prestare servizio durante gli eventi organizzati sul territorio. La scuola prepara l'inserimento in qualsiasi tipo di ambiente insegnando prestazioni di alto livello, come nel caso della preparazione di una sposa, ma anche qualifica uno studente nel saper gestire un'attività in autonomia con la gestione delle forniture dei prodotti del suo salone, nell'organizzazione dell'ambiente e del lavoro. Il percorso è triennale, al secondo anno le materie culturali vengono approfondite e sono indispensabili per la comprensione delle materie professionalizzanti. Chimica, fisica, cosmetologia, italiano, storia e inglese. Per l'indirizzo estetica è il primo approccio ai trattamenti estetici di base, con la verifica delle tecniche e dei trattamenti utilizzati. Se nel primo anno le ragazze hanno imparato a lavorare con il viso, pulizia di base, massaggio, manicure e pedicure, al secondo anno il passaggio è sugli inestitismi di corpo e viso, imparando a riconoscerli e trattarli. Si studiano i grandi gruppi muscolari per conoscere nuove tecniche di massaggio. Con il secondo anno gli studenti sono introdotti ai macchinari, così da poter entrare nello specifico dei trattamenti. Tra questi per la prima volta si impara il linfodrenaggio. Nel secondo anno entra in gioco anche il trucco. Quali sono le cose che ti appassionano di più di questa scuola? Allora, il trucco, che l'abbiamo iniziato quest'anno, quindi sono curiosa di imparare questa nuova tecnica e sì, nuove tecniche insomma. Poi mi piace fare il massaggio, che è comunque molto rilassante anche da fare, e anche il trattamento viso, anche del corpo, la pulizia, perché si vede proprio la differenza. Ed è anche bello, cioè è soddisfacente farlo e sì, mi piace. O facciamo la lezione prima in classe di teoria e dopo lo mettiamo in pratica, o il contrario. Tra le materie trasversali rimangono importanti la pianificazione del lavoro e l'accoglienza del cliente. Gli studenti studiano e lavorano sempre in modalità frontale e di gruppo, confrontandosi e lavorando assieme. Il programma di italiano e storia fa sempre riferimento a comprensione e produzione del testo con la grande sfera della comunicazione. Nel primo anno le competenze di base sono consolidate, dalla stesura di un testo narrativo si passa all'introduzione di testi più tecnici, tutorial, testi lavorativi, lettera formale, insomma gli studenti devono imparare a spiegare i trattamenti che fanno sui loro clienti. Per l'indirizzo acconciatura dal primo al secondo anno i ragazzi vengono accompagnati ad avere più manualità. Se al primo anno ci si mette alla prova lavorando sulla piega, al secondo anno entrano in gioco pettinature di un certo livello, colorazione, acconciature, la morfologia del viso, insomma la moda. Adesso stiamo facendo taglio, colore e adesso stiamo facendo la piega in sofficità.
Cosa ti piace di questo lavoro alla fine, di ascoltare le esigenze del cliente, di poter creare, fare moda? Cioè, fare qualcosa che non è ancora, non c'è ancora. Fare moda. Sì. You wanna stay, I'll show you all my devotion. Il percorso formativo prosegue in salone con l'inserimento dello stage già a partire dal secondo anno. Che fin da piccola facevo il taglio alle bambole e mi piace tanto e basta. È tanto diversa questa scuola dalle altre. Sì, perché qua a parte che vai a contatto con le persone, con i clienti, e poi è diverso perché è professionale, lavori molto di più, anche perché finito questa scuola sei nel mondo del lavoro subito. Sto esercitando su mia mamma, uso mia mamma come testina e sì, mi diverto, comunque esprimo qualcosa con il colore. È bello perché è un po' una scuola diversa dal solito, non si entra e si siede sui banchi, ma entri e inizi a lavorare proprio. Riesci a esprimere un po' le tue passioni su una testina, su una persona. Tu come mai hai scelto di fare questa scuola? Io ho cambiato scuola perché prima facevo il Remondini turistico, solo che da piccola mi è sempre piaciuto la parrucchiera e tutto così, e quindi ho scelto questo perché mi piaceva di più. E spiegami come hai lavorato. Allora, prendendo la spazzola, sotto la spazzola e sopra il phon, e giri facendo uscire il boccolo, e dopo con i becchetti lo chiudi così e lo metti. Quanto importante è, al di là della teoria, poter fare le cose, toccare con mano, quindi fare. Tanto importante. Qual è il laboratorio che più ti stimola? Piega. L'esperienza di stage si è dovuta confrontare a causa della pandemia in corso con la trasformazione delle lezioni in project working. Si è trattato di una nuova modalità lavorativa attraverso una piattaforma in cui docenti e studenti si sono incontrati per fare lezione, ma anche per confrontarsi su progetti concreti. Nell'ambito del project work è stato ricreato virtualmente l'ambiente lavorativo del centro estetico oppure del salone e sono stati proposti temi, compiti operativi e servizi per simulare le modalità operative e di gestione di un contesto professionale. Per gli allievi del corso di estetica, attraverso la proposta di compiti in realtà, gli allievi hanno potuto valorizzare le loro conoscenze e abilità attraverso lo sviluppo di compiti fatti in autonomia e di problem solving per la realizzazione di tutti i temi proposti, ogni volta condividendo con docente e gruppo di classe lo sviluppo del progetto e l'obiettivo finale. Così è accaduto anche per l'indirizzo acconciatura, dove era previsto, oltre alla presentazione del lavoro eseguito, anche una breve relazione ed esposizione sulle attività svolte, gli strumenti, i prodotti e le tecniche utilizzate. Tra i progetti anche l'elaborazione di un look da sposa e la scelta di abito, accessori e acconciatura per il look su poupette. Lavorare su progetti ha permesso agli studenti di dimostrare passione e motivazione, ma anche di esprimersi, dimostrando di aver raggiunto un buon livello di autonomia e consapevolezza nelle proprie capacità. Per ogni giornata di lavoro la scuola ha chiesto loro di redigere un diario di bordo. Quali sono un po' le doti che deve avere un buon acconciatore? Deve avere occhio e passione per quello che fa. Dove ti vedi nel futuro? Mi piacerebbe aprirmi un salone e mi vedrei in un salone. Quindi proprietario di un salone. Sì, esatto. Quanto è importante è l'estetica poi alla fine nella vita, anche un percorso di questo tipo? Secondo me è importante perché comunque ci permette di esprimerci come siamo e come vorremmo essere comunque, e poi è importante anche perché noi come persone dobbiamo sentirci realizzate. Quanto importante è fare un percorso di questo tipo per saper lavorare poi, per entrare nel mondo del lavoro? È importante perché, come ho detto prima, appunto sappiamo come muoverci, come gestire varie situazioni che non avendo fatto la scuola non potremmo sapere. E tu dove ti vedi tra 5 anni?
Beh, io spero di aprire un mio centro estetico dove poter essere me stessa, dove poter far capire alle persone che questa è la mia passione e che voglio fare questo nella vita. Allora, quali sono le lezioni che ti piacciono di più, le cose che ti stimolano di più che stai imparando in questa scuola? Di sicuro più di tutti il laboratorio, perché ci fanno fare cose interessanti e sto imparando molto, quindi è una delle mie materie preferite. Fammi un esempio del passaggio tra il primo e il secondo anno. Cosa hai imparato in più nel secondo anno? Nel secondo anno abbiamo lavorato di più sul taglio e quindi mi sono trovata bene anche a tagliare le testine, anche a casa ho provato su una mia amica, quindi mi sono trovata bene. Ti stai esercitando? Sì, sì. Con uno sguardo sempre attento alla formazione umana degli alunni, la scuola ha organizzato un'attività curriculare destinata agli studenti del secondo anno, coordinata dalla dottoressa Chiara Magrin, psicologa, e dalla dottoressa Maria Cristina Contini, ostetrica, nell'ambito del progetto di educazione all'affettività e all'educazione sessuale dell'ULSS 7 Pedemontana. Un progetto che ha messo in risalto l'educazione sessuale affiancata a quella dello sviluppo affettivo e relazionale, una realtà con cui i nostri adolescenti si stanno confrontando e sulla quale devono avere la giusta consapevolezza. Obiettivo del progetto è stato facilitare il confronto tra coetanei riguardo alle prime esperienze e far riflettere sul rapporto tra generazioni, oltre a favorire nei ragazzi una conoscenza adeguata dei servizi dell'azienda dell'ULSS 7. Oltre a dare agli studenti le competenze necessarie a muoversi nel mondo del benessere con professionalità e consapevolezza, la scuola cerca di intervenire anche dando la giusta importanza alla prevenzione. Bellezza è innanzitutto salute del proprio corpo e rispetto per sé. Ecco perché per gli studenti del corso igiene è una delle materie culturali di base. In diverse occasioni durante l'anno scolastico la scuola è stata contattata dai titolari dei saloni della zona per una valutazione sulle competenze e sulle abilità acquisite dai ragazzi per un'eventuale assunzione nel futuro. Il corso culmina con il terzo e ultimo anno in cui lo stage diventa parte integrante, il primo vero trampolino di lancio verso un lavoro in autonomia. Cos'è che ti piace di questo lavoro? Beh, un po' tutto mi piace molto fare le mesh, il colore, il taglio, tutto. Il fatto di poter giocare con l'estetica di una persona? Mi piace, sì, perché mi piace che una persona si veda bella e che alla fine del lavoro sia soddisfatta. Cosa significa secondo te sentirsi belli oggi? Sono molte cose che definiscono una persona bella, anche già avere dei capelli belli, già in quel momento ti vedi bella, secondo me. Quindi nel futuro dove ti vedi? Nel futuro spero di aprire un salone mio e spero che vada bene, insomma, e spero di arrivare a livelli, insomma, alti, diciamo. Rispetto a una scuola tradizionale, qual è il valore aggiunto di questo percorso? È un'esperienza bella perché nelle altre scuole sei in un banco ogni ora, mentre qua sperimenti, trattamenti, è più bello. Conosci veramente? Sì.